Allora, noi abbiamo cominciato il 1° di luglio in questa nuova attività. Qui abbiamo il futuro sindaco di Padova, Miniscalco, e volevamo rappresentare in questo piccolo spazio la nostra situazione molto grave, perché effettivamente abbiamo preso in mano un'attività senza essere informati di ciò che stava accadendo, in questa zona qua, di questi lavori che al 15 di luglio sono iniziati, e da noi nel nostro locale abbiamo avuto praticamente la metà degli incassi, perché siamo stati ingabbiati, il flusso delle persone è stato deviato, pedoni, ciclisti e addirittura motociclisti percorrono il portico, siamo stati verbalizzati con una contravvenzione da 192 euro, spese comprese, perché abbiamo usufruito di un po' di plateatico in più, dal momento che c'era stato tolto un pezzo di plateatico che noi paghiamo, pagato questa mattina perché era l'ultimo giorno di scadenza, promesse varie da alcune persone che il verbale c'era stato annullato, addirittura dal capo dello Spisal, e tutte queste vicissitudini praticamente con più volte passaggio chiuso, flusso ininterrotto. Noi ad agosto siamo stati costretti a chiudere 4 giorni per il semplice fatto che a parte il Ferragosto, ma la gravità del problema è proprio salita agli ultimi stadi. Abbiamo avuto anche delle questioni addirittura per l'uso dei servizi, che una sentenza del TAR Toscana determina che l'utilizzo dei servizi igienici è riservato ai nostri clienti, addirittura 4 vigili a verbalizzare quasi la cosa, mentre fuori abbiamo spacciatori, abbiamo accattoni, abbiamo zingari, abbiamo di tutto, e qui non fa niente nessuno per provvedere alla situazione. Quindi vi sentite abbandonati dalle istituzioni? Ma in questo momento siamo abbandonatissimi dalle istituzioni, perché nonostante tutto non sappiamo quando finiscono. Ci dicono che praticamente i lavori dovevano finire ancora alla fine di agosto, poi hanno dimenticato di far arrivare le mattonelle per i non vedenti, a che noi sappiamo che le mattonelle non arrivavano perché mancavano i soldi, e quindi questa è la situazione che continua ad essere in questa maniera e continua a persistere. Ha detto che la scorsa settimana doveva finire tutto, invece siamo ancora in ballo, c'è anche il brutto tempo, e quindi di conseguenza non sappiamo come finirà questa storia. Noi siamo non amareggiati di più, e nonostante tutto a fine del mese dobbiamo pagare l'affitto, dobbiamo pagare i fornitori, dobbiamo pagare le spese, e qui nessuno, non si parla neanche di un rimborso danni. Addirittura il sindaco reggente pensava che i cantieri fossero ancora finiti. Abbiamo avuto un riscontro con un articolo sul Gazzettino 2 settimane fa di questa situazione, ma continua a essere quello che è. Hanno aperto un piccolo passaggio, fra l'altro più volte nascosto dagli stessi camion e macchine operatrici dell'impresa, e oggi qui fuori vediamo che non sta succedendo ancora nulla. Per quanto riguarda la situazione generale, diciamo qui davanti alla stazione, preferirebbe avere un sindaco con il polso duro? Non è questione di polso duro, è questione che non ci sono, cioè ci sono le regole ma non vengono rispettate. Qui se sei tu polso duro ti dicono la prima parola di ritorno come risposta: ah, tu sei razzista. Qui non è questione di essere razzista, è questione di rispettare le regole. Quindi non allora sono rispettate, perché la sanzione delle regole non è talmente alta per poter giustificare una sanzione. E poi a chi dai le multe? Abbiamo mandato dei servizi sociali a chiedere perché e che cosa fanno quelli che sono in stazione, da ex addirittura tossicodipendenti. Mi sembra una cosa ridicola. Ma ti senti tutelato dal governo? Da quale governo? Non ho capito la domanda, oppure non so se è una battuta. Abbiamo un governo? Mi sembra che siamo in balia di una persona che praticamente sta facendo un colpo di Stato, e questo è il governo. Complimenti, noi italiani paghiamo le tasse. Se io non faccio uno scontrino sono un ladro. In Sardegna, perché una signora di una gelateria non ha battuto 4 scontrini da 1,5 euro per un totale di circa 10 euro, le hanno chiuso la gelateria, no? L'agenzia delle entrate ha fatto i controlli di uno che non paga 280 milioni di tasse,
è giusto, giusto no? Se è così che deve essere giusto. Quindi se la situazione qui da voi, almeno qui davanti alla stazione, non cambia immediatamente, c'è a rischio la vostra attività che avete investito? Noi qui abbiamo investito non pochi soldi, abbiamo investito 70.000 euro per un bar così, per cercare di ricreare un piccolo giro e cercare di lavorare con qualità. Abbiamo nomi prestigiosi sia nel campo del caffè che nel campo della pasticceria, nel campo della bruschetteria e nel campo del cibo facciamo tutto quanto noi, però qui combatti la concorrenza con la qualità. Abbiamo i concorrenti che addirittura siamo stati obbligati anche noi a convenzionarci con gli autisti degli autobus, con gli autisti dei treni, per avere un... Quindi il vostro lavoro in questo momento come attività è quella anche di rivalorizzare il quartiere? Innanzitutto sì, cerchiamo di rivalorizzare. Ma guardate, io vi posso dire una cosa, come futuro sindaco di Padova, perché sono candidato a sindaco, vi prometto che farò tutto quello che è nelle mie forze. Noi speriamo, perché noi qui di promesse ne hanno fatte tante, addirittura che finiscono presto i lavori, però siamo ancora in una balia di una situazione che noi non vediamo l'ora e ci dicono ma dopo sarete bene perché dopo avrete un flusso migliore, sì, però intanto noi viviamo adesso. E da una situazione che per mancanza di soldi si è progredita ed è andata quindi la giunta attuale non ha fatto nulla per venirvi incontro? Anzi ci hanno verbalizzato perché addirittura occupavamo un pezzo di plateato in più, non ho parole. Va bene, grazie di tutto.